Gran Premio delle Nazioni, 80 km di gara contro il tempo per la prima volta sulle strade di Saint-Jean-de-Mont in Vendée. Non c'è storia nella sfida Ocagna-Merckx, Berga subito in vantaggio sul circuito battuto dal vento, 20 secondi dopo 20 km per Merckx, 49 dopo 42. Al 60° chilometro Merckx è davanti al rivale di 1 minuto e 25 secondi, lo spagnolo però cede maggiormente nel finale. Per Merckx, che mai aveva vinto il Gran Premio delle Nazioni, un vantaggio al traguardo di 2 minuti e 48 secondi. A stento Ocagna salva il secondo posto dinanzi a Zoetemelk.